La prima parte della nostra trasmissione non può che essere dedicata all'ennesima morte bianca. Sono 18 in Puglia dall'inizio dell'anno. Ieri è toccato ad un uomo di 59 anni, Angelo Cotugno, è stato ucciso da una scarica elettrica, lavorava alla periferia di Taranto, lavori per la regionale 8, era dipendente della ditta Semat e insomma per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare ad ucciderlo sul colpo una scarica elettrica. Era originario di San Marzano di San Giuseppe. Purtroppo ieri è arrivata anche un'altra notizia in Emilia, dove c'è stata questa esplosione alla centrale. Tra le vittime c'è anche un uomo proprio residente a San Marzano di San Giuseppe. Si tratta di Mario Pisano, 73 anni, 2 morti ingiuste, 2 morti sul lavoro, 2 morti che toccano entrambe la stessa comunità, la comunità di San Marzano. Noi abbiamo in diretta il sindaco di San Marzano, Francesco Leu. Buongiorno. Sì, buongiorno a voi e a chi ci ascolta. Sì, si fa veramente fatica a credere che in un solo giorno una piccola comunità come quella di San Marzano perda 2 vittime, 2 persone sul lavoro, e in 2 circostanze ovviamente tragiche. Arrivavano ancora le notizie di Angelo e si sono sovrapposte anche quelle di Mario. Momento molto delicato per la nostra comunità. Qualche giorno fa si è tolto la vita un altro giovane ragazzo. In una settimana abbiamo perso 3 concittadini. Angelo, persona solare, padre di famiglia, stessa cosa Mario, per tanti anni inserito molto nel tessuto sociale di San Marzano, ha gestito quelli che erano a quel tempo il circolo tennis del paese, molto frequentato. E dicevo Francesco, giovane vittima qualche giorno fa. Sono momenti molto particolari. Io non vi nascondo che sto valutando se ci sono i presupposti per un lutto cittadino. Tutte le morti sono tragiche, però vista l'eccezionalità della circostanza, l'eccezionalità tragica della circostanza, stiamo valutando anche questo, per dare un segnale, per far racchiudere tutta la comunità in un unico abbraccio verso queste 3 famiglie che vivono momenti tragici. E poi insomma in un paese piccolo ci si conosce comunque tutti, quindi è ovvio che insomma il cordoglio si intreccia alle storie familiari, ai ricordi personali e, come giustamente diceva lei, anche al ricordo di quello che queste persone hanno fatto per la comunità. Per la comunità, sì, 3 famiglie in un paesino piccolo come San Marzano vuol dire che quasi tutti in qualche modo sono coinvolti, o direttamente dal punto di vista parentale o quantomeno di amicizia e vicinanza. Quindi ecco perché facevo riferimento a un eventuale lutto cittadino, perché sono veramente tante 3 famiglie che perdono dei propri in pochi giorni. Poi insomma, per quanto riguarda i morti sul lavoro, lo sappiamo, il paese Italia in questo caso ancora ha dei numeri. Nessuna persona dovrebbe perdere la vita sul lavoro, a maggior ragione se i numeri continuano ad essere da paese assolutamente non civile. Il Presidente della Repubblica stesso, Mattarella, spesso nei suoi interventi ritorna sulle morti sul lavoro, che sono inaccettabili per un paese che si voglia dire civile avanzato. L'ultima media nazionale sono 3 morti al giorno nel nostro paese. È una tragedia senza fine, quotidiana appunto. Chiaramente bisognerà aspettare, sia per quanto riguarda Angelo che per quanto riguarda Mario, e verificare le dinamiche. Certo, questo è chiaro. Certo. Però resta il fatto che chi è uscito da casa per andare a lavorare non ci torna più.